Bella raga, ciao a tutti dal commendatore veneziano, seconda stagione comendiana. Fioi, quarto posto in griglia. O quinto, aspetta, adesso mi ricordo. No, ho sbagliato. No, non ho sbagliato un cazzo. Quinto posto. Ok. Adesso sta anche in sovraimpressione, ci sono le statistiche relative alla carriera comendiana e relativi al Bidoro. Bene. Potevamo qualificarci in pole, ma qualche sbavatura ha dato la pole come sempre a Clark Kent, che è l'uomo da battere, che è anche campione in carica in Moto3. Ragazzi, la livrea è rosso-nera perché secondo me questo sponsor e tutto sta benissimo. Spero che non ci siano polemiche col fatto che è del Milan. Però mi piaceva veramente tanto e quest'anno l'obiettivo chiaramente è vincere la Moto3. Vai ragazzi, andiamo chiaramente. Anche oggi non è che posso urlare in maniera devastante perché è un po' tardino, però voglio vincere, punto. Eccolo qua. Vai Kume, spacca tutto. Spacca tutto Kume. Il Kume vuole la vittoria in questo mondiale dopo il buon sesto posto all'esordio in Moto3. Aveva offerte anche dalla Moto2, ma Kume ha detto no. Voglio stare ancora un anno in Moto3 per imparare qualcosa. Infatti sarà un altro anno e poi basta, però il prossimo anno, anche se arrivo secondo, terzo, quarto, vado in Moto2, se ho l'offerta chiaramente, ma penso chiaramente di sì. Navarro fuori, Navarro subito incidente con Veneziano. Veneziano è abbastanza aggressivo però, Aspetta che è tutta un'altra moto questa, Dopo il quinto posto dell'altro anno. Voglio fare bene, Dai fiori. Navarro subito fuori e gol. Bravo, ma quest'anno, per esempio, tiene la pista, veramente la tenuta di strada è tutta un'altra cosa, mamma mia. Poco oggi ho rischiato, mamma mia, cosa stavo facendo? La cagata della vita, mamma mia. Veneziano se ne va. Questa è una gara molto favorevole, chiaramente. Dobbiamo partire già con una vittoria. E Veneziano se ne va. E il Cube se ne va. E il Cube se ne va. Devono anche accumulare tanti soldini così dopo andare in Moto 2 con una moto già bella cazzuta, Speriamo di fare più vittorie possibile e vincere. Voglio migliorare tanto le mie statistiche. Vai come. Occhio. Sono vicinissimi però è Kent e gli altri. Kent, Oliveira e il quarta sono tutti vicini. Clark Kent vuole vincere ancora, Vuole fare il bis irridato. Pacchetto dati acquisito. Fastest lap di Veneziano, buon fastest lap, Occhio. Dai ragazzi, dai che la possiamo vincere. No? Mamma cosa ho rischiato anche qua. Basta un attimo di cazzate. E ciao, basta una cazzata e sei fuori. Basta, sei fuori. Molto bene. Sta pitturando il Kuma. Dai Kuma, pittura. Portiamo a casa la prima vittoria, che è importante perché è una gara favorevole. Poi ci sono gare invece pesanti. A Austin che è una incognita, ma poi soprattutto all'Argentina dove il miglior piazzamento è un 102esimo posto. Dai vecchio mio. Vecchio mio. Stiamo guidando molto bene, però sono soddisfatto per il momento. Comunque la moto ragazzi è una roba tutta un'altra cosa rispetto al mandarino là di merda. Molto bene. Molto. Occhio. Brutto rischio. Brutto rischio per Veneziano.
Però stiamo andando veramente, veramente bene. Sarà soddisfatto. Perché se nelle gare favorevoli le vinciamo tutte, so cazzi per gli avversari. Chiaramente in questa categoria, perché MotoGP poi sarà tutta un'altra cosa, soprattutto perché Moto2 va bene via di mezzo, e MotoGP poi basta mezzo errore e sei per campi. Giro record di veneziano. Brutto errore, eccolo qua, anche in Moto3, basta un errore, oh ma puttana troia. Basta un fottutissimo errore. Dai che vogliamo partire alla grande. Non riesco comunque a guadagnare tanto, dei primi. Adesso è comunque lotta. Voglio iniziare bene, porca miseria. Pochi chilometri separano il Cume da quinto successo in carriera, il primo della stagione. Può arrivare anche un buon giro record, anzi sicuramente arriverà. Le statistiche corrono, dai. Bravo. Molto bene, molto bene. Quest'ultimo giro li ho massacrati. No, perché ho guardato... Mamma mia, per poco. Ho perso l'orientamento, fioi. Che rischio. Poche curve, dai, cazzo. Dai che si gode. Dai che si gode, scusate se avete sentito dei rumori sul microfono, mi è arrivata una zanzara nella faccia, che fastidio, vaffanculo. Dai fioi. Oddio, sono vicini però, Non sbagliare adesso, non sbagliare adesso. Yes, yes, good game, blow job, blow job, blow job, good job and blow job, no, yes. Una notte nel deserto e si va a vincere, silenzio, yes. Primi 25 punti, Fioi Kent, terzo, godo. Come godo, come godo. Come, scusa, come il mandarino. Sono ancora quei mandarini. Oddio ragazzi, perché sono ancora col mandarino se ho comprato, ho prelevato la Honda? Ragazzi, aspetto vostri commenti perché non l'ho capita questa. Buono. Molto bene. Grande vittoria. Grande vittoria. Ora che la tensione della gara è passata, Vai, può vai, lasciarsi andare ai caro. festeggiamenti. Certo, Yes. se continuerà ad andare così forte... Raga, pole position a Austin, mamma mia, per 2 decimi. Super come, ragazzi. Che inizio di stagione, ragazzi, mamma che inizio. Ma stiamo calmi che la lotta è dura, Questa è una gara comunque non super favorevole, anzi. La pole è arrivata, deve arrivare anche la seconda vittoria, perché dalla pole non vincere è un po' fastidioso, Comunque adesso mi dà scritto Honda a fianco, vediamo adesso a fine gara se mi dà i punti alla Honda, non capisco sto piccolo vaneggio, forse la prima gara è così, Attenzione. Che qualifica che ho fatto, ragazzi. Ho fatto un giro perfetto. È venuto fuori il capolavoro. Devo stare attenti, però non devo farmi ingolosire troppo. Eccola, l'ha appena detto. Olivera e Kent se le danno in santa ragione. Quest'anno Olivera sembra più forte, Sembra migliorato Oliver. L'Oliva Ascolana sembra migliorata. Guarda che lotta, ragazzi, tra Clark Kent e Oliva Ascolana. Veneziano era terzo, pronto a studiare la situazione in questa bellissima giornata nel Texas a Austin. E il Cume c'è,
Il cume c'è. Il cume, il cume, il cume, il cume, il cume c'è. Mamma mia, brutto errore di veneziano, ma sbagliano anche loro. È caduto intanto. Mignolo, è caduto Mignolo, Fioi. Molto dietro allora. Sono un po' in difficoltà adesso. Chiaramente un giro perfetto mi è venuto in qualifica, non per forza mi deve venire neanche in gara. Comunque dai che siamo protagonisti, dai che ci siamo. Bravo, come bravo. Dai che terzo posto va benissimo, non mi interessa niente. L'importante è non far cappelle. Giro record di Clark. Mamma che Clark. Mamma che Clark. E buttatevi fuori, cazzo. Rischio di andare fuori io. Incidente per Ferrari. Ma te l'ho detto, Ferrari, tu devi andare in Formula 1. Madonna, non vedo l'ora il 9, poi torno da Roma. Io mi prendo un po' di giorni di vacanza. Da venerdì 3 all'8. Arrivo il 9, tac, Formula 1, tac. Kent è secondo adesso, Kent comincia a subire un po' la criptonite di Oliveira. Per gli amici Oliva Scolana e Veneziano per gli amici l'uomo amato dalle ragazzette che preferiscono il manubrio. Ecco, dopo questa merito di arrivare ultimo, dopo questa cagata. Non ho il ritmo da primo posto, però non c'ho il ritmo da primo posto, ho fatto quella qualifica strepitosa, ma non riesco a confermarmi in gara per la vittoria, però è comunque un podio pesante per il primo posto in Qatar. Un bel modo di iniziare la stagione, però stiamo calmi che manca ancora tanto. Guarda quanto rischiano loro di là, mamma mia. Gli stanno dando di santa ragione. No? Mamma mia, cosa ho rischiato? Cosa ha rischiato il Cube? Ho recuperato qualcosa, eh? Calma perché sto recuperando. Vedi. Stanno dando tanta battaglia, allora non ne sto approfittando. Guarda che sportellate, guarda che roba! Incredibile, Fiori. Final lap. Abbiamo un bel vantaggio sul quarto, giro record di Kent, giro record di Clark. Bellissimo giro di Kent. Il Cume. Attenzione, fastest lap del Cume. Sì. Sì. L'ultimo giro è il mio di solito. Attenzione, cos'è? Oddio, mi sembrava un problema per Kent, non ci credo. Mi sembrava il problema per Kent. Mamma, ci ho sperato. Dai che sto recuperando, hanno paura di me, hanno paura, hanno visto il giro record. Mamma mia, ho rischiato io però. Dai Fioi, dai, alle ultime curve come Indianapolis che li ho beffati tutti e due questi stronzi. Il Cume è protagonista adesso. Il Cume è protagonista. Siamo a metà giro, Fiori. Siamo a metà giro. Occhio. Qua vanno lunghi tutti. Vanno lunghi un po' tutti. Questa curva qua è la curva un po' così. È una curva un po' così. Mamma come sono vicino però. Mamma come sono vicino.
Mi recupero tutto alla fine nel tipico final lap come in Dio. Ma a me qua ho perso. Ma culo. Dai fiori, dai. Niente, non ce la facciamo. Niente da fare. Ottimo podio, ma sfuma il primo posto, peccato. Ok, comunque, va bene. Bravo Kuma. Bravo, bravo, bravo. In attesa di vedere... Mamma mia, il campionato Kent 41, Veneziano 41, Olivera 40. Non capisco perché sono secondo quando... Honda adesso, finalmente. Quando io ho vinto una gara e Kent no, vabbè. Perfetto. Molto bene, ragazzi. Un saluto dal comandante veneziano. Veneziano, però sto dimostrando di esserci. Ciao! Un terzo posto che fa bene al suo morale, 16 punti in più e la conferma che il suo